Buonasera a tutti, io sono Walter Secci e sono segretario dell'Associazione Città della Terra Cruda. Noi ci occupiamo, come si capisce dal nome, diciamo di architettura in terra cruda, e quindi Serramana è uno dei paesi che ha fondato l'associazione. Tra l'altro Serramana detiene un patrimonio tra i più importanti in Sardegna, e la Sardegna detiene il patrimonio più importante in Italia, quindi insomma siamo una realtà che per l'associazione è molto, molto importante. Oggi non siamo in una casa campidanese, che appunto sono le case tipiche del sud della Sardegna in terra cruda, ma siamo in questo cortile in compagnia di Francesco Sottile. Essendo un festival che parla anche di autobiografia, dirò due cose per presentare Francesco. Lui in sé è un insegnante universitario, insegna biodiversità degli agrosistemi e tutela e valorizzazione del paesaggio agrario all'Università di Palermo. È direttore anche di un centro di ricerca sull'economia circolare nel settore agroalimentare, è studioso nel campo della biodiversità e dell'agroecologia, si occupa anche di sviluppare modelli virtuosi nei sistemi rurali di piccola scala, e questo ci interesserà molto poi nella chiacchierata che faremo con lui. E infine credo che sia anche nell'esecutivo nazionale di Slow Food, internazionale di Slow Food, quindi insomma il tema è chiaro a tutti. Insomma, parleremo prevalentemente di biodiversità e ne parleremo anche perché ne abbiamo molto bisogno, poi vediamo per quale motivo. Insomma, intanto volevo fare alcune domande per capire chi abbiamo di fronte, insomma, anche con riferimento al libro, a quello che ha scritto Francesco. Intanto la prima domanda è se ci sono agricoltori tra di voi. Una? C'è una mezza mano alzata. Figlia di agricoltore. Poi quanti di voi fanno l'orto? Uno. Insomma, per essere a la mano mi aspettavo dati più elevati. È ancora presto. Come? È ancora presto. Allora, io vorrei anche capire che tipo di consumatori siete, quindi dove andate a fare la spesa? Ad esempio i prodotti agroalimentari, prevalentemente dove li acquistate? Li acquistate nella grande distribuzione, nei supermercati? Anche nelle case in cui gli agricoltori vendono i loro prodotti, agrumi, almeno spesso noi andiamo, privilegiamo questo, la grande distribuzione, per me per gli agrumi non fa parte della mia... Perfetto. Poi un'altra domanda che poi ci ritornerà utile dopo la vostra risposta: quante volte consumate carne in una settimana? Non dovete imbarazzarvi. Più di una volta? Sì. Però prevalentemente più di una volta, va bene. E poi quando fate la spesa prestate attenzione oppure privilegiate prodotti biologici? No? Lui sì, l'unico è... questo è il pubblico che abbiamo davanti, Francesco, e quindi con riferimento a questo dobbiamo sviluppare una chiacchierata, insomma, no? Perfetto. Sì, vi ho fatto queste domande proprio perché il libro tratta di questi argomenti, credo che poi il focus del libro sia centrato appunto su come la produzione e il consumo di cibo incida poi nella sostenibilità, sia di tipo sociale, ambientale ed economica. E io appunto, siccome il libro poi alla fine fa i conti con il nostro più importante, come dire, chi ci ospita sostanzialmente, il nostro pianeta. Quindi dobbiamo incominciare a chiederci come sta il nostro pianeta. Questo credo che sia forse il punto di partenza. Poi un altro dato che mi serve poi per appunto dare la parola poi a Francesco è capire, c'è un dato che a me insomma in qualche modo, quando si parla di produzione biologica, di
di bioagricoltura e quant'altro, è l'andamento demografico del pianeta, perché poi di fatto dobbiamo dare da mangiare a tutti i cittadini che vivono questo pianeta. Io mi sono così messo una scaletta. Nel 1900 eravamo 1 miliardo e 600 abitanti, nel 1950 siamo diventati 4 miliardi, nel 75 siamo diventati 6 miliardi, nel 2011 eravamo 7 miliardi e adesso siamo 7 miliardi e 750 milioni di cittadini. Una previsione dice che nei prossimi 300.000 anni, sembra tantissimo per chiaramente la vita di un uomo, diventeremo 70 miliardi. Quindi la prima domanda che faccio a Francesco è: in un pianeta che cresce demograficamente in questo modo, è possibile dare da mangiare in maniera genuina a tutte queste persone, quindi sviluppando appunto l'agricoltura biologica, ad esempio? Grazie, buonasera a tutti. Tra 300.000 hai detto? Tra 300.000 anni non lo so. 300 anni. Tra 300 anni non so che uomini ci saranno su questo pianeta, quanti ce ne saranno, e soprattutto non so che tipo di rispetto vorranno avere per questo pianeta. Oggi è certo che non abbiamo bisogno di modelli agricoli intensivi, convenzionali e poco sostenibili per nutrire il pianeta. Sappiamo bene che, lo abbiamo appena sentito nell'intervento precedente, che diciamo un'elevata quantità del cibo che produciamo viene buttato esattamente per come è stato prodotto, cioè non è semplicemente un residuo del consumo, è diciamo viene esattamente, decisamente scartato dopo essere stato prodotto. Il grande problema del food waste, dello scarto alimentare, dello spreco alimentare, oggi noi lo tocchiamo con mano, soprattutto nel momento in cui riflettiamo che per quello spreco alimentare sono state utilizzate risorse naturali per la produzione. Cioè, quando noi sprechiamo qualcosa, buttiamo qualcosa, quel qualcosa che buttiamo è stato prodotto utilizzando risorse naturali nel campo dell'agroalimentare, soprattutto acqua e suolo. Acqua e suolo sono le due risorse naturali non riproducibili, sono le due risorse naturali che stiamo perdendo con una velocità inaudita. Oggi ci sono tantissime testimonianze scientifiche che dimostrano che modelli di agricoltura sostenibili sono nelle condizioni di nutrire il pianeta. Lo sono stati in passato, lo sono oggi. L'unico approccio diverso per cui scegliere questo modello di produzione è quello di decidere che la produzione agroalimentare non deve seguire obbligatoriamente o necessariamente la massimizzazione del profitto, perché è la massimizzazione del profitto che ha portato questo pianeta al disastro in cui è. Qual è la salute del pianeta? Pessima. La salute del pianeta è pessima perché si riduce drasticamente la quantità di acqua potabile disponibile, la salute del pianeta è pessima perché inquiniamo l'acqua potabile che si trova nel sottosuolo, la salute del pianeta è pessima perché stiamo assistendo ad un processo di desertificazione dei suoli rapidissimo, e tutto questo ci porta a riflettere sulla produzione di cibo, perché senza acqua e senza suolo il cibo non si produce. Non potremo produrre più cibo se continua questo processo di desertificazione galoppante. Quando io studiavo all'università mi dicevano che la desertificazione era la conquista di spazi da parte del deserto vero e proprio, propriamente detto. Oggi la desertificazione è intesa come la perdita di fertilità dei suoli. I suoli stanno perdendo fertilità progressivamente in tutto il pianeta con una rapidità che è disarmante. E allora da qui viene la necessità di
fermarsi a guardarsi intorno e a cercare di comprendere qual è la chiave per portare il pianeta verso un'inversione di tendenza, ma soprattutto a vantaggio di quelle generazioni che poi saranno quelle che fra 300 anni saranno così numerose sul pianeta. Grazie. Ieri nel mio paese c'avevamo ospite un botanico molto importante, si chiama Stefano Mancuso, e lui a un certo punto ha sviluppato questo tipo di ragionamento. L'80% della superficie agricola mondiale è utilizzata per dare da mangiare agli animali. L'80% della superficie agricola. C'è un dato, a me mi ha sconvolto quando ho sentito questo, non immaginavo, però poi ho pensato alla Sardegna stessa, che siamo grandi produttori, ad esempio allevatori di pecore, e quindi hanno bisogno di superficie agricola per pascolare, quindi ho detto sì, probabilmente è proprio quello il dato. E lui dice anche, se decidessimo di consumare un quarto di carne in meno alla settimana, non è una grande rinuncia che ci sta chiedendo, potremo recuperare una superficie agricola pari all'estensione, diciamo, degli Stati Uniti. Quell'estensione sarebbe sufficiente per piantare 1.000 miliardi di alberi. 1.000 miliardi di alberi. Con 1.000 miliardi di alberi riusciamo a catturare il 30% in più di anidride carbonica e daremo speranza della vita nel pianeta, l'allungheremo abbastanza in maniera consistente. Quindi proprio questa, insomma, la domanda che vorrei farti legata proprio a questo, nel senso che l'Europa, ad esempio, ha perso le sue foreste cosiddette primarie ormai non so quanti secoli fa. Adesso questa aggressione la stanno subendo soprattutto i territori legati, diciamo, alla zona dell'Amazzonia, no? Anche questo modello, diciamo, di consumo, quindi di alimentare ormai più di 7 miliardi di persone, come si può, come dire, ovviare a questo? Come si può passare da una dieta, a quanto capisco, troppo carnivora a una dieta più equilibrata, insomma, ecco. L'amico, perché è un amico, Stefano Mancuso, oltre ad essere un collega è anche un amico, ha il grande merito di avere e di continuare a tenere alta l'attenzione, anche lui con la sua attività, su determinati temi. Innanzitutto vorrei chiedere ai sardi di non smettere di pascolare le pecore, perché i pascoli giocano un ruolo straordinario nell'ecologia del pianeta. Un pascolo riesce a sequestrare anidride carbonica quasi più di un bosco, perché lo sequestra l'anidride carbonica, la immobilizza all'interno del suolo, il carbonio serve a far vivere i microrganismi che ci sono nel suolo e quindi un pascolo è un suolo con elevatissima capacità, con elevatissima fertilità, soprattutto quando è un pascolo polifita, è un pascolo con tante specie, è un pascolo che svolge un ruolo non soltanto importante nel sottosuolo, ma anche per il sostegno della biodiversità anche degli insetti utili. Quindi i pascoli sono degli strumenti straordinari di contrasto al cambiamento climatico, e chi gestisce un pascolo e chi conserva un pascolo va considerato un forte sostenitore del contrasto al cambiamento climatico. È chiaro che io, voglio dire, di mestiere insegno anche coltivazione arborea, è il mio mestiere, quindi figuratevi se sono nemico degli alberi. Sono molto d'accordo sul fatto che gli alberi sono importantissimi, perché con la loro fotosintesi, con la loro attività naturale, scordiamoci che gli alberi lo facciano per fare un favore a noi, gli alberi lo fanno per vivere. Con la loro fotosintesi gli alberi sequestrano l'anidride carbonica dall'atmosfera e la usano al proprio interno o la immobilizzano nel proprio tronco, quindi sono comunque degli amici del pianeta. Io dico che però in questo discorso dobbiamo stare attenti a non allontanarci dalle nostre responsabilità, perché il problema qui non è trovare
lo strumento per mitigare la concentrazione di anidride carbonica in atmosfera, che poi in definitiva è una delle prime cause del cambiamento climatico. Prima dobbiamo capire come diminuire la quantità di anidride carbonica che noi rilasciamo in atmosfera. Cioè, prima dobbiamo capire come dobbiamo contribuire noi a diminuire questa presenza di anidride carbonica in atmosfera. Allora dobbiamo probabilmente ridiscutere il nostro modello di vita, il nostro modo di vivere e di consumare, di produrre e di consumare cibo. Tu hai fatto riferimento alla carne. La carne, senza dubbio, la produzione di carne su questo pianeta rappresenta uno dei più grandi, dei più forti, dei più sensibili elementi che contribuisce alla instabilità climatica, direttamente o indirettamente. Gli allevamenti intensivi stanno distruggendo il pianeta, ovunque, perché distruggono i suoli, perché consumano una quantità di acqua indescrivibile, perché per essere alimentati e sostenuti stiamo distruggendo altre parti del pianeta. Vedete, quando noi consumiamo in Italia una media di 80 kg di carne all'anno, una media. Quindi se pensate che c'è un tot numero di vegetariani e di vegani, pensate voi che c'è gente che ne consuma molto di più. Questa è una media altissima. Lasciamo perdere i motivi di salute. Io non sono un medico e quindi non entro nel merito dei motivi di salute, ma per garantire al pianeta, quindi non soltanto agli italiani, al pianeta, la produzione di questa carne, quindi la disponibilità di questa carne, noi abbiamo bisogno, Mancuso diceva 80%, abbiamo bisogno di una elevatissima quantità di cibo per questi animali. Ebbene, noi sentiamo parlare, sin da quando eravamo bambini, del problema della deforestazione, ad esempio dell'Amazzonia, la deforestazione in Amazzonia. La deforestazione in Amazzonia non è un problema dell'Amazzonia. La deforestazione dell'Amazzonia non è causata dal popolo brasiliano, e non solo brasiliano, perché poi la foresta amazzonica è presente in molti paesi dell'America del Sud. La vera motivazione per cui si sta deforestando l'Amazzonia sono i popoli occidentali, siamo noi, perché in Amazzonia si produce la soia che per il 75% viene esportata in Europa per l'alimentazione del bestiame, a parte anche geneticamente modificata, ma questo è un altro dettaglio, insomma, non è piccolo, ma è un altro dettaglio. In Amazzonia si produce la carne per moltissime delle nostre preparazioni tradizionali. Pensate alla bresaola. Molta della bresaola, anche diciamo particolarmente pregiata, prodotta, trasformata in Italia, viene trasformata utilizzando carni che vengono dal Sud America. Allora, quando noi scegliamo cosa mangiare, di cosa nutrirci, evidentemente quando Slow Food dice mangiare è un atto politico per questa ragione, perché noi contribuiamo a quel sistema, noi decidiamo di contribuire a quel sistema. È giusto piantare alberi, per tornare alla domanda, è giusto piantare alberi, però prima dovremmo pensare ad evitare di tagliare i 15 miliardi di alberi che ogni anno vengono tagliati sul pianeta. In Amazzonia, nel Borneo malese, dove si taglia la foresta pluviale per piantare la palma da olio, perché l'olio di palma, oltre a essere il cibo diciamo utilizzato nelle preparazioni di molte popolazioni, di molti popoli indigeni, e questo è rispettabilissimo, ma è diventato un componente diffusamente presente in moltissimi prodotti lavorati e trasformati in tutte le parti del mondo. La richiesta è talmente forte che si continua a tagliare e bruciare foresta tropicale nel Borneo. Allora, è giusto piantare alberi, troviamo il luogo in cui farlo,
troviamo le specie evocate, perché ogni luogo ha bisogno delle sue specie per il rispetto della biodiversità, e soprattutto manteniamoli gli alberi, perché vedete, quando un albero piantato non viene ben custodito, ben mantenuto, potato, gestito anno per anno, quell'albero rischia di diventare un peso per la società più che un aiuto, perché quell'albero sarà molto sensibile agli incendi, sarà molto sensibile alle malattie. Quindi piantiamo alberi, sì, però individuiamo dove, quali, come, e soprattutto smettiamo di tagliarne. Grazie. Un'altra domanda invece è: che contributo possono dare le comunità locali alla produzione del cibo e soprattutto alla difesa della biodiversità? Pensiamo anche qui, ogni singolo paese, insomma, no? Io da ex amministratore, quando ero sindaco, mi ponevo un po' questa domanda. A un certo punto siamo passati dai piani di fabbricazione ai piani urbanistici comunali. La differenza qual era? Che i piani di fabbricazione si occupavano di pianificare l'edificato sostanzialmente, invece il piano urbanistico deve anche pianificare quello che c'è fuori dal centro abitato, e quindi gli spazi naturali, gli spazi agricoli. Questa cosa qui è stata fatta perché poi i comuni sono obbligati a farlo, qualcuno magari non l'ha ancora fatto, però è un altro discorso. Quindi recentemente, parlando anche con un mio carissimo amico, lui botanico spagnolo, che si occupa di biodiversità appunto in Spagna, mi ha stimolato questa idea, insomma, dare un po', adesso ho visto che è arrivato anche il sindaco di Serramanna, no? Ciao. Creare un po' questa idea. Noi abbiamo bisogno, per difendere la biodiversità, quanto ho capito io, di intanto tutelare gli insetti, diciamo, impollinatori. È una visione un po' troppo, come dire, il fatto che io possa pianificare e dire ai miei cittadini, alla mia comunità: vabbè, quello è il territorio dove dobbiamo coltivare, questo è il territorio che dobbiamo lasciare dal punto di vista naturale, quindi dell'habitat naturale, perché ne abbiamo bisogno. Poi però ci sono anche delle aree dove dobbiamo assolutamente difendere gli insetti impollinatori. Lì non potete assolutamente fare agricoltura perché abbiamo bisogno di quegli insetti, perché quegli insetti altrimenti credo che, non so, mi pare che il 30% forse di quello che mangiamo deriva da questi insetti, quindi capite quanto siano importanti, insomma, ecco. È, come dire, troppo utopico, diciamo, fare una pianificazione territoriale di questo tipo. Le piccole comunità, secondo me, sono strategiche per poter invertire questa tendenza e poter giocare a favore del contrasto al cambiamento climatico. Io però non sono un grande fautore della suddivisione così netta tra le aree. Secondo me bisogna immaginare che ogni area rurale gioca un ruolo straordinario in ogni aspetto. Faccio un esempio che viene dalla mia regione. Io vengo dalla Sicilia, lavoro da alcuni anni con alcuni produttori di pomodoro, di alcune varietà tradizionali di pomodoro. È bastato che in questi campi di pomodoro lasciassero indisturbate le aree di flora spontanea sulle bordure, agli angoli, diciamo, che delimitavano questi campi, per cambiare completamente, ma veramente in modo impressionante, la presenza di insetti utili anche a svolgere un ruolo antagonista nei confronti degli insetti che attaccavano il pomodoro. Cioè sono bastati pochi anni di difesa della biodiversità naturale, quindi la flora spontanea, gli insetti presenti soltanto a confine, diciamo nelle aree a confine del proprio appezzamento, per rinnovare la presenza di biodiversità tale da poter migliorare le capacità produttive di quell'appezzamento. Allora, con questo cosa voglio dire? È tutta la biodiversità che lavora insieme. Non possiamo immaginare che abbiamo un'area coltivata magari secondo modelli convenzionali,
però poi accanto abbiamo un'area magari seminata con dei miscugli melliferi che sono in grado di aumentare la presenza di insetti, e così noi compensiamo, bilanciamo o abbiamo raggiunto il nostro impatto zero. No, l'impatto zero lo si raggiunge cercando di sostenere la presenza di biodiversità e modelli agricoli sostenibili, modelli agricoli in grado di utilizzare le risorse senza sfruttarle pensando di doverne lasciare per il futuro. Esattamente il significato di sostenibilità. Allora quelli sono modelli agricoli che mi convincono, e questi modelli agricoli si chiamano agroecologia, cioè un modello agricolo in cui l'uomo fa agricoltura rispettando le risorse naturali, rispettando i cicli biologici naturali, rispettando la presenza degli insetti, rispettando la biodiversità, utilizzando la biodiversità, perché alla fine la biodiversità noi siamo abituati a sentirci dire che abbiamo bisogno di conservarla, ed è bene conservarla, ma noi la biodiversità paradossalmente la dobbiamo utilizzare quale strumento di conservazione delle risorse naturali e di conservazione del pianeta. Grazie. Vabbè, poi una parte del libro è dedicata, insomma, io dico un po' alla follia dell'uomo, no? Nel senso che a un certo punto l'uomo pensa che con la tecnica, con la scienza, possa fare il meglio della natura, possa sostituirsi, meglio dire, alla natura. Penso che, cioè, io sono convinto che la natura prima o poi ci farà pagare il conto, insomma, rispetto a questo atteggiamento un po' troppo supponente, insomma, dell'uomo, perché noi siamo uno dei tanti esseri viventi del pianeta, ma siamo anche una parte minoritaria, insomma, rispetto ad altri esseri viventi, no? Prevalentemente gli esseri viventi più prevalenti nel pianeta sono, immagino, le piante. Credo che siano più dell'80% degli esseri viventi, noi siamo una piccola parte. Tra l'altro ieri, sempre Mancuso, ma anche un po', come dire, spaventato, perché insomma lui diceva ma nei prossimi 50 anni non mangeremo più, ad esempio, pesce selvatico. Tra 50 anni tutto il pesce che l'uomo mangerà sarà di origine di allevamento, insomma, per la nostra generazione che, soprattutto poi qui in Sardegna, ma anche in Sicilia, insomma, che abbiamo potuto usufruire invece del cibo che ci dava il mare, capite che per chi oggi ha 1 anno, 2 anni, insomma, quando avrà appunto 60 anni circa, probabilmente non mangerà più del pesce, insomma, ecco. Quindi volevo dire, qual è la tendenza oggi? C'è sempre... Mi viene anche in mente un'espressione, se non mi ricordo chi la disse, ma disse: gli agricoltori ricchi producono per i cittadini più poveri, gli agricoltori più poveri producono per i cittadini più ricchi. E questi agricoltori più ricchi che producono spesso usano armi appunto come OGM e quant'altro, che nel libro tratti in maniera abbastanza compresa. Io non conoscevo neanche l'esistenza del termine TEA, che sta per tecniche e evoluzione assistita, così, vero? Ho preso il telefono perché c'è una frase in una bellissima mostra che abbiamo visto stamattina delle vignette di Puzzolu. C'è una bellissima vignetta, a me ha colpito particolarmente, e me la sono scritta perché me la voglio portare dietro, e dice: i ricchi distruggono il mondo, i poveri sono l'esercito della salvezza. E questa vignetta ha come titolo Ecologia. Io sono, chiaramente, oltre a insegnare, sono anche un ricercatore. Questo lo sottolineo per dire, lungi da me essere contrario alla ricerca scientifica o essere contrario alla scienza. Purtroppo in Italia chi è recente, soprattutto recentemente, nel momento in cui si è contrari a certi usi della scienza, è diventato antiscientifico.
e si è creato un movimento tra chi si sente molto bravo perché ritiene di sfruttare la scienza per il miglioramento delle condizioni dell'uomo e chi invece ha una posizione diversa, è antiscientifico ed è quasi diciamo retrogrado. Io distinguerei tra la scienza e la tecnologia, perché la scienza è lo studio, diciamo, del nostro pianeta, del funzionamento del nostro pianeta in ogni angolo, in ogni dettaglio, e io sono estremamente favorevole affinché questo studio continui e ci consegni sempre nuove informazioni. Il problema è che dalla scienza molto spesso si è sviluppata una tecnologia, e questa tecnologia ha fatto immaginare all'uomo a un certo punto di poter dominare la natura. Cioè l'uomo ha creduto di non avere limiti e che non ci fosse un limite nell'applicazione di questa tecnologia. Ora, nel mio campo, diciamo, io approfondisco molto il tema diciamo degli organismi geneticamente modificati e di quelle che oggi vengono chiamate tecniche appunto di evoluzione assistita o NBT, come con questo diciamo acronimo di New Breeding Techniques, che sono comunque degli OGM, quindi non sono lontani dall'essere OGM, nel senso che usano la medesima tecnologia e diciamo, cominciano a esserci anche delle evidenze scientifiche sul fatto che in realtà non si comportano diversamente. Però il concetto è uno. Noi abbiamo, ad esempio, ancora prima degli OGM, piena rivoluzione verde, l'uomo ha messo a disposizione dell'agricoltura i cosiddetti ibridi commerciali. Gli ibridi sono delle varietà, praticamente all'interno degli ibridi ci sono delle varietà che sono in grado di dare alte produzioni, di essere particolarmente diciamo positive dal punto di vista vegetativo, però i semi di quei prodotti non possono essere utilizzati perché sono sterili e quindi l'agricoltore deve sempre comprare nuovi semi e sempre comprare nuove piante. Ma al di là del problema dei semi, che rappresenta diciamo, un problema di diritto dell'agricoltore, di perdita di sovranità da parte degli agricoltori, ma soprattutto di perdita del diritto degli agricoltori a riprodursi il proprio seme, a utilizzare il proprio seme, al di là di questo, il grande problema degli ibridi è stato quello che sono stati selezionati in ambienti molto diversi da quelli in cui poi vengono utilizzati. E quando tecnicamente, agronomicamente si pensa ad utilizzare qualcosa che viene da un ambiente completamente diverso, si finisce per dover intervenire con la chimica, fertilizzanti, con i fitofarmaci, con gli erbicidi e soprattutto molto spesso anche con l'acqua, con una quantità di acqua notevole per sostenere queste produzioni. Allora cosa succede? Succede che gli ibridi in definitiva non hanno, sì, sono diffusissimi, poco fa sentivamo citare il mais come una delle specie diciamo su cui ci sarebbe veramente da costruire forse la storia del legame tra uomo e agricoltura, ma gli ibridi oggi rappresentano uno strumento non voglio usare la parola distruzione, ma di sfruttamento delle risorse naturali. E lo hanno rappresentato per tanti anni. Si è visto come in Sud America, dove dovevano rappresentare il modo per salvare dalla fame i contadini, alla fine hanno finito per mettere i contadini alla fame, portare i contadini alla fame, perché hanno praticamente depauperato le terre, depauperato le caratteri, diciamo, le risorse naturali, soprattutto l'acqua e soprattutto la fertilità dei suoli attraverso l'uso della chimica.
Allora, in definitiva, questo è solo uno degli esempi, ne potremmo fare anche molti altri, come la meccanizzazione in agricoltura. La meccanizzazione in agricoltura è diventata talmente spinta che i campi sono distrutti dal passaggio delle macchine. Ora, la domanda può essere: sei contrario a qualsiasi passaggio delle macchine? No, però sono contrario all'uso delle tecnologie innovative come uno strumento tale da portare alla distruzione della risorsa naturale. E questo per me è assolutamente fondamentale. Oggi si sente parlare molto di agricoltura di precisione, i droni, i sistemi satellitari per dare informazioni agli agricoltori, tutte cose importantissime, ma sono accessibili ai piccoli agricoltori? O sono accessibili soltanto alle grandi imprese che poi fanno sempre i modelli di agricoltura convenzionale, lavandosi la faccia con l'agricoltura di precisione dicendo che in questo modo sono più sostenibili? Noi dobbiamo cambiare il modello di agricoltura, dobbiamo contrastare il modello di agricoltura industriale che sta distruggendo il pianeta, e lo dobbiamo fare applicando modelli di agricoltura possibili, efficaci come l'agroecologia. L'agroecologia nasce nell'agricoltura di piccola scala, ma è un modello agricolo applicabile anche alle grandi aziende. Bisogna semplicemente voler accettare che l'agricoltura è un sistema di produzione di cibo, non è solo un sistema di produzione di profitto, e non può essere un sistema di produzione di profitto. Non possiamo associare noi la produzione di cibo che avviene grazie alle risorse naturali alla produzione di profitto, alla massimizzazione del profitto, che è altra cosa. Grazie. Nella produzione agricola in Sardegna, qui in Italia, immagino che sono determinanti le politiche europee. Cosa ha fatto l'Europa sino a ieri e cosa intende fare domani, insomma, nel senso che le risorse, che sono anche risorse importanti, che sono risorse poi dei contribuenti, non dimentichiamocelo mai, aiutano la piccola agricoltura oppure è sempre l'agroindustria che la fa da padrona anche lì? Questo è un invito a nozze, non è un... Oggi è il 2 ottobre. L'altro ieri il governo italiano ha spedito a Bruxelles la versione definitiva del piano strategico nazionale. Il piano strategico nazionale sono i soldi della politica agricola comunitaria, sono i soldi della PAC, sono i soldi per l'agricoltura di tutta l'Europa, e sono tanti soldi se considerate che rappresentano 1/3 del bilancio dell'Unione Europea. C'è chi dice che sono gli ultimi anche, perché c'è chi dice che nel 2025, quando si comincerà a discutere dei fondi della PAC dal 2028 in poi, si vedrà il grande taglio a questi fondi a causa degli investimenti che l'Europa ha fatto col PNRR che sta facendo e di tutti gli altri investimenti che sta facendo. Questo non lo sappiamo. Sappiamo però che il piano strategico nazionale che è partito l'altro ieri da Roma verso Bruxelles è un piano strategico nazionale pessimo. Io l'ho vissuto personalmente nella qualità di delegato di Slow Food all'interno di una grande coalizione che insieme al WWF, agli amici del WWF, di Lipu, di Federbio, di tutto il mondo del biologico e di altre organizzazioni abbiamo costituito per far parte del tavolo di partenariato col Ministero. Purtroppo questo piano strategico nazionale non ha nessuna ambizione nei confronti dell'ambiente, della conservazione dell'ambiente. Abbiamo i dati della Corte dei Conti europea, quindi non dati nostri, Corte dei Conti europea, che ha fatto le bucce al piano operativo, al programma operativo precedente, quello che è ancora in corso fino a fine anno, e ha messo in evidenza come l'80% delle risorse europee sono andate al 20% delle imprese. Questo significa
che chi è più forte ancora oggi comanda, che la lobby dell'agricoltura industriale ancora oggi è nelle condizioni di governare non soltanto la produzione e di influenzare il consumo, ma di governare anche l'attribuzione delle risorse. E questo è drammatico, perché noi viviamo in una Europa, ma a livello internazionale, in un sistema produttivo agricolo in cui l'agricoltura di piccola scala, l'agricoltura familiare, gioca un ruolo straordinario. Il 2014 è stato l'anno internazionale dell'agricoltura familiare. È stato talmente significativo ciò che ne è venuto fuori che è stato deciso di fare la decade dell'agricoltura familiare, perché l'agricoltura familiare rappresenta la spina dorsale del modello agricolo globale, non soltanto europeo o italiano, globale. E allora le risorse dovrebbero essere canalizzate per sostenere davvero i modelli agricoli sostenibili, dovrebbero essere canalizzate verso sistemi agricoli di piccola scala, verso l'agroecologia. Il 20 maggio del 2020 è successa una cosa epocale in Europa, perché come primo atto di questo Green Deal, di questa ambizione verso un'Europa a basso impatto ambientale, ad impatto zero entro il 2050, questa grande ambizione europea si è concretizzata in due documenti che sono due documenti straordinariamente importanti: la strategia Farm to Fork, dall'azienda alla tavola, e la strategia biodiversità 2030. Queste due strategie pubblicate dalla Commissione europea non trovano attuazione nella PAC, non trovano attuazione nei piani strategici nazionali. È quella che noi chiamiamo la follia dei piani, la follia delle risorse e la follia di chi prende le decisioni. Cioè, non si può dire che l'Europa deve andare verso modelli di agroecologia, come l'agroecologia è detta all'interno della Farm to Fork. Non si può da un lato dire che l'Europa deve andare verso l'agroecologia per il sostegno di un modello agricolo sostenibile e poi accettare che si possano sviluppare piani non così forti dal punto di vista della mitigazione del cambiamento climatico. Io ho incontrato durante il nostro evento internazionale con di Slow Food a Torino la settimana scorsa un componente della DG Agricoltura, della Direzione Agricoltura di Bruxelles, il quale davanti a queste mie perplessità, perplessità è una, gliele ho dette in modo molto più forte di una semplice perplessità, mi ha risposto: eh sì, io ti capisco, però siccome il piano arriva adesso e noi fra 3 mesi dobbiamo partire, guarda che noi lo approveremo e basta. L'Unione Europea, la Commissione Europea aveva risposto al primo piano presentato a dicembre con 40 pagine di osservazioni al governo italiano. Queste 40 pagine di osservazioni sono praticamente disattese, praticamente non tenute in considerazione. Allora, noi dobbiamo decidere, cioè noi siamo qui a dirci compriamo meno carne, compriamola più buona, abbiamo sentito prima giuste raccomandazioni all'idea di, sono anch'io d'accordo che il chilometro zero è una cosa che non esiste, ma parliamo di prossimità, di una prossimità consapevole. Abbiamo sentito chi va a comprare i carciofi direttamente dall'agricoltore. Tutte queste cose noi possiamo sostenerle, stimoliamo le amministrazioni a fare riflessioni di comunità, cercando di mettere insieme quelle iniziative che aiutino le comunità a essere più forti, più resistenti, più resilienti. Noi possiamo fare tutto, ma se poi chi prende le decisioni orienta il tutto verso altre direttrici, con altri obiettivi, tutto diventa molto più complicato.
Noi continuiamo a urlarlo, noi continuiamo a dirlo, continuiamo a scriverlo, continuiamo ad avere determinate posizioni e continueremo, però tutto diventa complicato con questo sistema di decisioni politiche. Grazie. Mentre parlavi adesso mi è venuto in mente un articolo che è uscito forse più di 10 anni fa, 15 anni fa. È un piccolo comune francese che ha credo di 3.000 abitanti più o meno, che decide di assumere in pianta organica un agricoltore. E sostanzialmente il suo stipendio viene pagato perché le famiglie, prima di assumere questo agricoltore, hanno aderito a un programma del comune dove ognuno chiedeva che tipo di spesa poteva fare da questo agricoltore, forse più di 15 anni fa. Questa mi aveva molto incuriosito, infatti io allora ero sindaco, infatti ho detto ma interessante questa cosa, mi sa che in pianta organica dovremmo mettere degli agricoltori, perché io non so, a un certo punto sto sviluppando un po' questo pensiero da tanto tempo, un po' forse un pensiero legato a Pasolini, insomma, ci hanno trasformato tutti in consumatori, ma se rimaniamo dei consumatori individuali siamo alla mercé loro. Non possiamo, cioè ci diamo ma poca roba, insomma. Invece se ci trasformiamo in consumatori consapevoli, che magari ci mettiamo assieme anche nel fare il piano degli acquisti, forse potremmo avere una voce in capitolo più importante, non lo so. Sì, il senso di comunità è quello. Il senso di comunità è quello di non rimanere isolati, ma di cercare di assumere decisioni insieme. Poco fa ho portato l'esempio di questa grande coalizione che abbiamo realizzato, che abbiamo messo su in Italia, di tante associazioni, organizzazioni, per discutere temi importanti tra di noi, al nostro interno, per confrontarci anche col mondo dell'agroindustria, ma poi anche per essere una voce fatta da tantissimi. Noi in Slow Food abbiamo, il nostro fondatore Petrini, durante il nostro congresso del 2017, fatto in Cina, con un significato politico ben definito, ben preciso, alla fine disse, parlando delle grandi multinazionali del cibo in giro per il mondo, disse: ricordiamoci che loro sono giganti ma noi siamo moltitudine. E questo è il senso. Il senso è quello di essere moltitudine, ma di essere moltitudine consapevole. Non basta essere in tanti, bisogna essere in tanti consapevoli della strada giusta da percorrere per raggiungere un determinato obiettivo e consapevoli del fatto che la strada in cui siamo in questo momento, in cui cercano di tenerci in questo momento, non è una strada utile non tanto a noi ma alle future generazioni, perché il problema non è, ripeto, noi, non siamo noi, non è la nostra permanenza sul pianeta, sono le future generazioni a cui abbiamo il dovere di dare il giusto rispetto perché possano avere la possibilità di vivere esattamente come noi stiamo cercando di ricavarcela. Okay, grazie. Allora io avrei finito con le domande, giusto una curiosità, siccome siamo in un festival letterario, quindi chiederei a Francesco Sottile quali libri consiglierebbe da leggere per avvicinarci ai temi che solleva, che tratta con il suo libro sostanzialmente. Lui ne cita due libri, mi pare di ricordare nel suo libro, però magari dopo questa chiacchierata gli vengono in mente altri libri. Vabbè, è chiaro che per chi di noi si è ritrovato nella propria vita a lavorare sulla biodiversità, l'urlo di Rachel Carson in Primavera Silenziosa è assolutamente importante. La Carson si rese conto che le primavere non si sentivano più gli uccelli e che quel silenzio era dovuto alla presenza, all'uso indiscriminato di insetticidi.
di antiparassitari. In quel caso era forte e diffuso l'uso del DDT nelle campagne, e quindi da quel libro, dai movimenti che vennero fuori, che nacquero dopo la pubblicazione di quel libro, si è arrivata addirittura alla messa al bando di quel principio attivo. Però approfitto di questo per dire che l'anno scorso, proprio insieme ad alcune di queste associazioni di cui ho parlato, insieme in particolare al WWF, alla LIPU, a Federbio e a ISDE, Medici per l'Ambiente, abbiamo, e quindi è presenti anche come Slow Food Italia, abbiamo sviluppato un'analisi dei suoli su tutto il territorio italiano, suoli convenzionali e suoli biologici. I dati evidentemente ci hanno dato le risposte che noi attendavamo, ma che sono certificati da ISPRA e anche certificati da colleghi dell'Università dell'Università Sant'Anna di Pisa, che hanno analizzato questi dati e li hanno presentati in occasione del nostro convegno annuale. E tra tutte le cose ne voglio citare solo una, proprio ricollegandomi a Rachel Carson e a Primavera Silenziosa. In Italia in alcuni suoli è ancora possibile trovare il DDT e soprattutto il suo metabolita secondario, cioè ciò che ne deriva, che si chiama DDE. Il DDT in Italia è stato messo al bando nel 1974. Questo significa che dall'anno in cui è stato utilizzato l'ultima volta ad oggi, quel principio attivo è ancora presente nei nostri suoli e altera l'equilibrio microbico della rete microbica che costruisce la fertilità dei suoli. Allora, quando noi diciamo basta pesticidi, basta erbicidi, non lo diciamo soltanto per la salute di noi consumatori quando mangiamo, lo diciamo anche per la salute del suolo, per la salute dell'ambiente, perché ciò che viene buttato nel suolo rimane nel suolo. Ciò che viene buttato nel suolo in parte rimane nel suolo e in parte finisce nelle acque. E quindi anche se non ci cibiamo di ciò che viene prodotto in quel suolo, noi potremmo indirettamente essere vittime di quella somministrazione di pesticidi che sta distruggendo il pianeta. Ok, grazie. Invito Fanny e Tiziano alla consegna del pensiero. Grazie. Un'informazione di servizio, visto che la platea si è riempita, chiunque non avesse ancora votato per l'edizione prossima